Importante iniziativa siciliana a Castelvetrano con l'organizzazione del primo campus residenziale italiano contro il bullismo e il cyberbullismo, momento storico della scuola a cui partecipano 35 scuole delle 9 province siciliane. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno meglio conosciuto come bullismo, caratterizzato da azioni violente esercitate da un bullo o un gruppo di bulli su una vittima. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo quando queste azioni violente vengono diffuse mediante strumenti elettronici, SMS, MMS, foto, video, email, chat, siti web e telefonate, il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. Per la città di Agrigento è presente l'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia, diretto da Patrizia Marino, con 2 docenti e 6 studenti individuati. Al progetto partecipano 35 scuole di tutta la Sicilia in rappresentanza delle 9 province siciliane, per un totale di circa 200 studenti, considerati come angeli custodi dei buoni comportamenti. Della provincia di Agrigento partecipano anche altri istituti di Ribera, Sciacca, Palma di Montechiaro ed Alessandria della Rocca. I lavori del campus introdotti da Chiara Di Prima, dirigente scolastico Pietro Novelli di Monreale e scuola capofila della rete Aipers Bullo, che ha spiegato come i veri cambiamenti sociali inizino dalla scuola e che solamente lavorando per il rispetto si lavora automaticamente contro il bullismo e il cyberbullismo. Gli studenti presenti elaboreranno dei cortometraggi, spot pubblicitari, coreografie contro il bullismo e i risultati saranno presentati sabato mattina agli organi di stampa della Sicilia ed uno speciale su Rai 3. Numerosi gli interventi da Silvio Mistretta, ingegnere informatico che ha presentato Sbull App, un'applicazione riservata alla community del progetto per consentire la condivisione di foto, video e messaggi in condizioni di massima sicurezza, perché i dati degli studenti saranno protetti e sarà attivo un filtro sui contenuti pubblicati. Ed a seguire Giuseppe Puleo, dirigente della Polizia di Stato, che periodicamente incontra gli studenti per spiegare loro i rischi di natura penale che i bulli della rete corrono ogni giorno inconsapevolmente.